Alla presentazione della rassegna regionale Bisi in Festa 2023 nella sede del Consiglio regionale a Venezia sono intervenuti anche sindaci e assessori dei 7 comuni del Veneto che partecipano alla rassegna. Ecco cosa dicono in merito al prodotto e all'urgenza di avere al più presto la legge regionale che riconosca le denominazioni comunali d'origine. Déco vuol dire dare anche immagine di un prodotto di qualità. Inoltre nel nostro comune questo prodotto, che è il biso di Colognola, il verdone nano, è cresciuto negli anni perché i nostri agricoltori si sono costituiti in un'associazione di bisicoltori e da lì è partita la produzione che di anno in anno è aumentata, insomma. Nel nostro comune tante persone hanno ripreso questa coltura della semina dei piselli, prendendo proprio l'origine della semente originale, e si vedono estese coltivazioni di bisi. Il bello è soprattutto quando sono in fiore, a fioritura. E addirittura non solo i bisicoltori, ma tante persone hanno cominciato la semina dei bisi. Addirittura vediamo di filari di bisi anche nei giardini, per esempio anche attorno a degli ulivi ho visto coltivazioni di bisi e sono venuti anche dei bambini a vedere proprio come è fatto il pisello a partire dalla fioritura fino alla sgranatura. Con le nostre maschere noi promuoviamo appunto anche il prodotto del territorio, perché chiaramente sono estremamente scenografici e ovunque le nostre maschere, anche durante il periodo di carnevale, si recano per le varie manifestazioni, portano appunto visibilità al territorio e alla nostra eccellenza gastronomica, che è appunto il biso e le lasagnette coi bisi. Quindi Scorzè è una tradizione che ospiti questa festa. A Peseggia noi la facciamo con orgoglio, anche il nostro comune è molto soddisfatto di questa manifestazione, perché prima di tutto perché vendiamo e produciamo e vendiamo il nostro prodotto alla festa, questa è una cosa importante. Dopo, come diceva prima la collega sindaca, anche noi abbiamo i nostri filari, i nostri agricoltori che producono, e come tante altre famiglie che hanno l'orto in casa e così producono il pisello per uso famiglia, insomma, e questa è una bella cosa. E dopo che è nata la Déco qua a livello comunale, siamo molto orgogliosi come comune di avere questo marchio, insomma, della Déco. Aniga ha una tradizione più di 100 anni, la tradizione dei bisi. A inizio Novecento c'era addirittura un mercato famosissimo di vendita di bisi che si teneva nella piazza del paese, e con la nostra Proloco fortunatamente da anni cerchiamo di tenere viva questa tradizione con una manifestazione importante che unisce l'aspetto ludico e dilettevole all'aspetto culturale, perché è importante mantenere questa tradizione. Per noi è importante poter promuovere iniziative come questa. La rassegna di Bisi in Festa, che copre tutto il Veneto, fa capire quanta qualità c'è nel lavoro di tanti nostri coltivatori e quanta professionalità c'è anche da parte dei nostri ristoratori nel promuovere appunto prodotti del nostro territorio. Quindi manifestazioni come questa, che le Proloco organizzano in maniera magistrale, sono utili veramente a far ricordare la storia che abbiamo alle spalle e la produzione anche di attualità e di qualità che abbiamo guardando al nostro futuro.